Far ammirare lo spettacolo del cielo stellato che offre una città a basso inquinamento luminoso come Nuoro anche alle persone diversamente abili, utilizzando telescopi particolari o strumenti tattili che consentano anche ai non vedenti di immergersi nell'astronomia. Questa è la finalità della manifestazione Stelle per Tutti, promossa a Nuoro dall'Associazione Astronomica Nuorese insieme all'Unione Astrofili Italiani col patrocinio del Comune di Nuoro. Il programma della manifestazione, che si terrà domenica 9 giugno dalle 20 alle 23 nel Belvedere di Viale Ciusa, è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata al municipio. All'incontro sono intervenuti Valeria Romagna, assessora ai servizi sociali, e Tommaso Settanni, presidente dell'Associazione Astronomica Nuorese. L'assessora Romagna ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, che coinvolgerà tante associazioni che si occupano delle persone con difficoltà fisiche o intellettivo-relazionali, consentendogli di avvicinarsi all'astronomia. La cooperativa Progetto Uomo si occuperà del trasporto delle persone che volessero partecipare alla serata Stelle per Tutti, prolungando l'orario di servizio. Un appuntamento, ha sottolineato il presidente Settanni, che si inserisce nel progetto nazionale portato avanti dall'Unione Astrofili Italiani, che vuole allargare a tutte le fasce della popolazione la possibilità di osservare il firmamento. Per far questo l'associazione ha modificato un telescopio che sarà utilizzabile anche dalle persone in carrozzina. Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 inoltre l'Associazione Astronomica Nuorese aprirà le porte del proprio planetario posizionato in via Malta nella scuola media di Sant'Upredu per delle visite guidate. Stelle per Tutti è il primo di una serie di appuntamenti in programma nel corso delle prossime settimane. I prossimi appuntamenti riguarderanno il 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna e il passaggio di Mercurio davanti al Sole.